Lubo nasce da delle vicende realmente accadute, forse poco conosciute, sì, ma come ti è nata? Come è capitato? Il tramite è stato un romanzo che si chiama Il seminatore di Mario Cavatore, che se poi avrete voglia magari potete anche comprare dopo non qua, nel senso in generale per approfondire magari la storia o vedere il taglio diverso, insomma, che ha rispetto magari al film. Però questo romanzo mi ha portato alla luce una questione che non immaginavo potesse accadere in un paese così, diciamo, democratico, civile, nell'immaginario collettivo come la Svizzera, dove nei confronti di un'etnia nomade, gli Jenisch, etnia, apro parentesi, che oltre alla Svizzera è presente anche in Germania, molti ahimè sono stati sterminati dai nazisti, poi era presente anche in Italia nella parte della Valtellina, poi anche in Francia, anzi adesso è la comunità più grande quella francese perché sono tutti scappati lì al tempo della guerra, gran parte, insomma. C'era questa comunque forte identità nel centro Europa di questi nomadi girovaghi che facevano cesti, facevano rame, facevano spettacoli di strada, soprattutto erano musicisti. Che cosa succede? Che in Svizzera a un certo punto, secondo anche quelli che sono i dettami, diciamo, di quella che poi avrete sentito nominare l'eugenetica, c'è alcuni grandi, chiamiamoli filosofi, studiosi, antropologi, hanno cominciato a mitizzare il concetto della razza giusta, ma anche dell'educazione giusta e del modo corretto di vivere. Quindi in Svizzera si è sviluppato il criterio di immaginare che era logico e giusto solamente essere stanziali, avere solo delle case, educare i figli in un certo modo, eccetera. Quindi in questo criterio e con questo criterio è stata creata un'associazione che si chiama Per i bambini di strada, Für die Kinderlandstrasse, che ha incominciato ad andare nelle vari paesi, città, campagne, eccetera, e ha prelevato ai nomadi i figli. Lubo è il babbo di uno di questi bambini, 3 di questi bambini e la sua famiglia, eccetera. Poi vedrete il percorso diciamo di questa storia. Ritornando all'aspetto generale, sono più di 2000 i bambini che sono stati portati via agli Jenisch ufficiosamente secondo altri studi sono 4-5 mila, che quindi sono tanti in generale, forse anche uno solo per carità, però insomma. E solo negli anni 70 c'è stato un riconoscimento da parte dello Stato svizzero di diciamo, di questo orrore. Ha chiesto scusa e ha risarcito le famiglie di queste persone, le famiglie, quelle sopravvissute a olocausti e diciamo in parte. Questo per darvi il quadro storico. Poi, come dicevo, il film in realtà segue la vicenda di un uomo in particolare. Sì, infatti tu hai parlato del seminatore e c'è una differenza, tu inizi, prendi spunto partendo dal romanzo, però il personaggio di Lubo si discosta non poco tra il romanzo e il film stesso, perché se nel romanzo vediamo che il protagonista, quando scopre insomma, che gli hanno rubato, gli hanno preso questi figli, inizia una sua vendetta beffarda, subdola quasi, no? Mentre nel film vediamo che Lubo è sempre un po' permeato dal senso di giustizia e quasi forse si rende raccoglitore di esperienze di vittime. E questo cambiamento forse fa parte anche del tuo cinema, mi viene da dire. Un po' sì, un po' perché mi sembrava giusto raccontare così, perché mi sembrava, diciamo, che il Lubo della mia storia fosse in questa direzione. Peraltro il mio racconto a livello filmico va ben oltre quello che è il racconto di Lubo nel romanzo, e quindi mi sono preso la libertà di seguire un percorso immedesimandomi o facendo sì che lo spettatore si potesse anche immedesimare di più nel ruolo del protagonista e comunque di una persona più in generale che subisce una grande ingiustizia, dallo Stato, che subisce una grande ingiustizia in generale,
che quindi che cosa fa? Cos'è? Diventa un uomo in lotta, diventa un uomo che è dentro a sensazioni di solitudine assoluta, di ira, di desiderio di vendetta, di voglia di ricostruire, di voglia di amare di nuovo, di vivere. Ecco, mi sembrava interessante anche unire tutti questi elementi, cioè quindi raccontare quel qualcosa che poi in modo diverso magari nella vita di ognuno di noi a un certo punto è accaduto, no? Quando ci siamo trovati in difficoltà, ci siamo sentiti soli, per fortuna penso non con queste tragedie, ma magari anche per colpa di una malattia di un familiare o di altre cose. Ecco, io ho giocato anche la storia secondo questa sensazione qui. Un'ultima domanda che forse ci penso più un'osservazione. Dopo aver visto il film, no, penso, ok, è una storia lontanissima da noi perché è ambientata nel 1939, siamo in Svizzera, il protagonista è quello che viene definito uno zingaro bianco, quindi qualcosa che se vogliamo si discosta tantissimo dal nostro oggi. Eppure Lubo ha la capacità di farti riflettere sul tuo presente. A me ha lasciato molto un senso di giustizia, cioè cos'è giusto, cos'è sbagliato, quanto posso fare per avere giustizia, fino a dove mi posso spingere. E poi un'altra cosa che purtroppo mi ha segnato è che forse è venuto nelle sere anche in un momento orribile come quello del 7 ottobre, no? Che ha sconvolto tutta la nostra vita, e penso, purtroppo, cioè non la nostra, ma di qualcuno che è vicino a noi in qualche modo, e loro ho pensato che forse le vittime, come erano in Lubo e come sono ancora oggi, sono i più piccoli, più fragili, che non hanno colpa ma si trovano invischiati in qualcosa di più grande di noi. Assolutamente, credo che già nella fase di ultimazione del film c'era questa dimensione di parallelismo, diciamo così, sempre crescente quando si leggevano le notizie dei bambini, ad esempio, portati via dall'Ucraina, no? In Russia, anche lì rapiti in un certo senso, no? E questa cosa mi è sembrata già una coincidenza. Poi di più in questo periodo con quel che è successo in Israele e adesso a Gaza, di qua e di là, al di là di tante purtroppo dimensioni di posizioni, giusto o sbagliato, di qua di là, però la cosa drammatica è che i bambini sono spesso le prime vittime di queste cose qua, e quindi da quel punto di vista lì c'è un'interrogazione forte, secondo me, che forse dovremmo avere tutti o sentire, che è quella di capire perché gli adulti sono così indifferenti, diciamo, o così fragili nel difendere, dare priorità al futuro in una dimensione di bene che favorisca a questi bambini, in generale ai bambini, la possibilità di vivere al meglio in un ambiente affettivamente sano, in un ambiente dove ci sono delle leggi che tutelano realmente la giustizia, dove c'è la libertà di esprimersi, di essere se stessi, ecco. Io vi auguro buona visione, vi ricordo che il film non c'è solo stasera, quindi come diciamo sempre, se vi piace, se vi è piaciuto, ditelo ai vostri amici e dite di venire a Cinema Zero, che Lubo è in programmazione. Sono più che d'accordo con questa cosa. Aggiungo di più, credo che il cinema abbia un po' anche la possibilità di seminare, tra virgolette, in senso appunto di positività o di speranza o di sensibilità. Ecco, quindi in questo il fatto anche di essere in più persone a vedere certi film, secondo me, non lo dico solo per il mio, ma anche per tanti altri, è un buon modo per rinforzare la società dal punto di vista dei valori più importanti. Grazie mille Giorgio Diritti, buona visione. Grazie a tutti.